Buonasera e ben trovati a questa edizione di Focus TG. Continuiamo a leccarci le ferite di quello che è successo con il maltempo delle ultime settimane, in particolare pensiamo di nuovo all'Acqua Granda in laguna. Il dramma del cambiamento climatico e del disastro di quell'acqua alta fa sì che adesso debbano cambiare anche i regolamenti edilizi per salvare chi abita ai piani bassi. Obbligo di paratie, impianto elettrico rialzato, pompa ad immersione e gruppo di continuità. Sono d'ora in poi altrettanti obblighi in caso di risistemazioni dei piani terra a Venezia. Le disposizioni, diretta conseguenza dell'acqua alta eccezionale del 12 novembre scorso, sono contenute in un emendamento al nuovo regolamento edilizio comunale che la Giunta ha presentato alla Commissione Urbanistica del Consiglio. Dunque, per i piani terra di nuova costruzione, in via di ampliamento o ristrutturazione, oppure ancora in cambio d'uso, l'impianto elettrico dovrà trovarsi ad almeno 110 cm dal pavimento per evitare cortocircuiti da acqua alta. Saranno obbligatorie paratie adeguate e pompe elettriche a immersione con un gruppo di continuità in grado di assicurare forza motrice per almeno 6 ore. Intanto a Chioggia c'è tempo fino al mezzogiorno di lunedì 9 dicembre per presentare in forma cartacea o tramite posta elettronica certificata la scheda di segnalazione dei danni subiti durante l'ultima ondata di maltempo. I moduli si possono scaricare dal sito del comune oppure ritirare all'ufficio URP della sede municipale. È bene ricordare che si tratta di un censimento a scopo esclusivamente ricognitivo, il cui elenco riepilogativo sarà inviato alla Regione. Presentare le segnalazioni non costituisce quindi un riconoscimento automatico del ristoro per i danni subiti. La situazione del medio e basso Piave, anche a seguito delle tante acque che sono arrivate per il maltempo di novembre, sarà oggetto di una riunione convocata dal prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, in cui sono stati invitati a partecipare tutti i sindaci dei comuni rivieraschi, il prefetto di Treviso, la regione con il governatore Zaia. L'appuntamento è quindi lunedì 9 dicembre. Sul tavolo di quelli che si pronunciano come degli stati generali del Piave ci saranno gli interventi per la messa in sicurezza dei territori, in particolare con la realizzazione di un nuovo bacino di laminazione. Soddisfazione per la convocazione del tavolo arriva dall'assessore regionale all'ambiente Giampaolo Bottacin, convinto che occorra procedere quanto prima, e su questo non ci sono dubbi, le immagini lo mostrano abbastanza con evidenza oggettiva. Intanto continua a far discutere perché ci sono i problemi del maltempo legati all'antropizzazione, come si dice, e poi ci sono i problemi che genera automaticamente l'uomo con l'inquinamento, e su questo non ci sono altrettanti dubbi, e il dubbio è chi lo crea questo inquinamento. Secondo per esempio i residenti della zona di Rionova, Venezia, in quell'area i responsabili sarebbero i tassisti. Chi rende Rio Novo una delle aree più inquinate in alcune circostanze dell'intera regione. Per stabilirlo e correre ai ripari, dopo i dati raccolti dalla centralina che si trova all'incrocio con Rio del Malcanton, si è persino chiuso il canale al traffico, alternando un giorno il passaggio dei soli motoscafi taxi, un altro quello dei barconi da trasporto. Ma anche la lettura di quei dati divide le opinioni. I tassisti hanno recentemente promosso uno studio da cui emerge come i valori di biossido di azoto, sostengono, non sia imputabile a loro, ma non tutti sono d'accordo. Essendo tanti di più i taxi, per 16 ore consecutive hanno superato il limite della media anno di 40 microgrammi e quindi hanno portato la media giornaliera a 54 microgrammi di biossido di azoto, mentre quando il 9 di novembre si è chiuso completamente il traffico, contrariamente con tante affermazioni che dicono anche se si chiuderebbe il Rio non cambierebbe niente, la media è stata di 32 microgrammi, quindi ha funzionato il blocco, mentre quando c'è stata la chiusura alternata, pur dimezzando il traffico, i risultati non sono stati soddisfacenti, eppure le caldaie erano chiuse. Fabio Mozzato abita qui e questa vicenda la segue in prima persona da anni, fino ad essere diventato una sorta di portavoce dei residenti della zona. A Venezia, con l'aumento esponenziale della pressione turistica, si è inevitabilmente assistito anche ad un aumento del traffico acqueo. È chiaro che il futuro è elettrico, per il quale appunto mi sto battendo. E l'altro dato che dobbiamo capire, io il 4 di novembre ho fatto la richiesta al Comune e Regione per una nuova centralina ARPA a Rialto,
e purtroppo ad oggi, a 30 giorni di scadenza dalla richiesta, non abbiamo avuto ancora riscontro. Quindi adesso tanti cittadini si stanno interessando alla cosa, ho coinvolto anche gli studenti, ho coinvolto altri cittadini, i sindacati di Veritas, di ACTV eccetera, perché il problema riguarda non solo gli abitanti ma tutti quelli che ci lavorano, compresi i trasportatori stessi che sono dipendenti o autonomi e i tassisti. Le necessità della quotidianità moderna si scontrano con la tutela magari di monumenti antichi. Quello che sta succedendo a Padova, dove è stato rimosso addirittura il sovrintendente, è esemplificativo di come possono mettersi male le cose se non si arriva a degli accordi magari prima. Il cambio al vertice della soprintendenza, con Vincenzo Tinè che lascia Padova dopo 3 mesi, apre uno scenario incerto per quel che riguarda soprattutto il nuovo reparto di pediatria dell'ospedale. Era in corso una trattativa per rivedere il progetto, per migliorare soprattutto l'estetica dell'edificio. Il sindaco Giordani ripercorre ciò che è accaduto nelle ultime ore. Sovrintendente Tinè, io ho un splendido rapporto. È stato cambiato dalla direzione generale del Ministero. Io auguro va a Verona, non è che vada in qualche altro posto negativo. Quello di Verona viene a Padova, ha fatto un cambio, non so perché, non entro in dinamiche che non mi competono. Il sindaco getta acqua sul fuoco negando che ci siano state tensioni. In realtà proprio nei prossimi giorni doveva esserci una risposta definitiva della soprintendenza, dopo che anche il governatore Zaia aveva chiesto di accelerare i tempi perché la questione economica era invece già risolta, con la regione pronta ad alzare il budget. Grazie a Tinep che ha lavorato con lui molto bene, per me il dialogo è fondamentale sempre e con lui mi dialogavo benissimo. Su quello che accadrà invece Giordani è ottimista e non ha dubbi. Finiremo col prossimo, non c'è problema, sono dettagli. E guardando al futuro, oltre al capitolo ospedale, il sindaco ricorda che in gioco ci sono opere e eventi come Capitale del Volontariato, il Centro Congressi, l'Auditorium e il riconoscimento UNESCO. Sono talmente tante cose da fare che io mi auguro e spero che, non dico li finirò, ma entro il mandato almeno avere l'avvio di queste cose. Ci fermiamo per una pausa, poi le altre notizie dal Veneto. Una delle grandi piaghe del nostro paese è quella della mancanza di pagamento di tasse, contributi e poi quella del lavoro in nero, magari quando si aggiunge anche in una certa misura la clandestinità. Ecco un blitz quindi in un laboratorio cinese che secondo forze dell'ordine e i vari enti ispettivi non era totalmente in regola. Il blitz in via Meucci a Rossano Veneto è scattato mercoledì pomeriggio alle 17. Le forze di polizia, gli ispettori del lavoro con INAIL e Spisal sono entrati nel laboratorio gestito da un cinese del 74 e attivo nel confezionamento di capi griffati destinati all'alta moda. Delle 23 persone al lavoro in quel momento, 16 sono risultate essere completamente in nero, 5 i clandestini. La situazione sia lavorativa che di vita era precaria, era al limite, con un dormitorio creato in maniera abusiva dove erano state costituite 5 stanze da letto in cui era evidente la presenza dei lavoratori che vivevano lì in condizioni alloggiative assolutamente precarie e assolutamente degradanti. Posto di lavoro ma anche dormitorio, dunque in condizioni igienico-sanitarie precarie. I lavoratori erano appena transitati da un'altra azienda a questa nuova partita IVA creata appena un mese fa, anche se in realtà si tratta dello stesso giro di persone che aprono e chiudono imprese senza pagare imposte e contributi, di fatto mettendo in atto una situazione di concorrenza sleale nei confronti di altre realtà dello stesso settore. Pesanti le violazioni anche sul fronte delle norme in tema di sicurezza sul lavoro e assicurative INAIL. E poi tra le macchine da cucire e i cumuli di tessuti è stato trovato anche un bambino di appena 2 anni e mezzo. L'immobile è stato sequestrato
e l'attività è stata sospesa, quindi non ci deve essere nessuna attività, nessun lavoro, nessuna produzione da parte di questa azienda. I controlli nello stabile di Rossano sono scattati dopo le segnalazioni di alcuni cittadini e le verifiche da parte della polizia locale. Dura la reazione del sindaco Morena Martini. Se ci sono persone che delinquono a Rossano lo devono dimenticare come territorio, perché siamo in grado di controllare tutto e spesso. Poi questo tipo di operazioni non vengono fatte sempre, vengono fatte nei momenti in cui abbiamo la certezza in mano di poter trovare delle persone e dare a queste persone la giusta punizione. Vicende che pesano parecchio poi nel tessuto sociale ed economico del territorio e che è bene insomma fronteggiare. Parliamo invece di un estremista islamico così radicalizzato da licenziarsi per non avere a che fare con le colleghe donne sul posto di lavoro. È stato espulso. Si era fatto crescere la barba ed indossava abiti tradizionali, ma il cambiamento che negli ultimi 2 anni aveva caratterizzato un 32enne albanese residente a Villorba era anche caratteriale e comportamentale sia in famiglia che sul posto di lavoro. A casa l'uomo aveva cominciato a maltrattare la moglie e la figlia, costringendo la donna a frequentare la moschea e ad indossare solo abiti da lui ritenuti adeguati alla religione islamica. I frequenti litigi tra coniugi erano sfociati anche in scenate del marito davanti al luogo di lavoro della donna, comportamenti che avevano portato anche all'emissione da parte del Tribunale di Treviso di un'ordinanza di custodia cautelare per atti persecutori, cui seguì una sentenza di condanna, e proprio questo ha fatto sì che il questore di Treviso abbia disposto la revoca del permesso di soggiorno e la conseguente espulsione dall'Italia del 32enne. La fattispecie che è stata autorizzata per disporre la revoca del permesso di soggiorno, che è il provvedimento che è stato adottato, appunto quello degli atti persecutori nei confronti della moglie e della figlia. Una radicalizzazione che aveva fatto sì che l'albanese finisse nel mirino anche degli uomini della Digos di Venezia per le sue frequentazioni in ambienti del fondamentalismo islamico. Radicalizzazione supportata dai comportamenti del 32enne in famiglia, ma anche sul posto di lavoro, dove l'albanese rifiutava di relazionarsi con colleghe donne fino ad arrivare a dimettersi. Ieri sera l'albanese con un volo per Tirana è stato rimpatriato ed è un provvedimento importante anche per la valenza che ha per le donne che vivono nel contesto sociale del nostro paese e, promette il questore, lo stesso metro verrà utilizzato per altri casi analoghi. Invitiamo anche le donne a segnalare al nostro ufficio, alla questura, al commissariato, alle forze dell'ordine in genere, le vessazioni di cui sono vittime anche, purtroppo in questo caso, come abbiamo visto, anche in ambito familiare. Del grande centro congressi di Padova se ne è parlato per decenni. Ora è addirittura di arrivo perché aprirà probabilmente tra 10 mesi ed ecco la visita al cantiere in avanzato stato dei lavori. 130 metri di lunghezza, 23 di altezza e 15.000 metri quadrati di superficie. E lungo la facciata il colpo d'occhio dei 28 pilastri in legno di larice. Il nuovo centro congressi all'interno del quartiere fieristico di Padova sarà pronto a luglio, ma per la piena operatività bisognerà aspettare altri 3 mesi a ottobre del 2020. Un'opera imponente, la più importante della città, l'ha definita il sindaco. 7 le sale per i congressi, la più grande è la Giotto, 1.600 posti, poi c'è la Mantegna con 1.100 poltrone e altre 5 più piccole, per un totale di 3.500 posti in contemporanea che possono essere sincronizzati tutti sullo stesso evento. Inoltre sono previsti 7 ascensori, 2 bar e un ristorante. Già soltanto guardando la facciata principale di 130 metri con questa infilata di paraste in legno, penso che qui nel nord Italia non esistano edifici con queste particolarità, con queste caratteristiche e che sono confermate insomma, da una grande firma dell'architettura internazionale. Una volta completato il costo sarà di 21 milioni di euro, ai quali bisogna aggiungere i 3 spesi con le operazioni di bonifica, e a quel punto la priorità diventerà far lavorare il centro congressi, riempirlo di persone e di eventi per tutto l'anno, una sfida che deve raccogliere la politica. Assolutamente sì, anche perché, ironia della sorte, siamo tutti d'accordo sul destino di questa fiera e quindi insomma, visto che siamo tutti d'accordo che deve essere un punto nevralgico anche dello sviluppo economico del territorio, non si capisce per quale motivo poi non lo diventi. E così il centro congressi sia un'opera di tutti,
tutti, trasversale ai partiti. Occorre fare squadra per battere i colossi di altre città che in questi anni hanno conquistato terreno e posizioni economiche, e così, mentre il cantiere procede spedito, i politici devono cominciare a tessere quelle relazioni che poi fanno la differenza quando si passa dalle parole e dai cantieri ai fatti concreti. Noi abbiamo un contenitore straordinario e dobbiamo lavorare un po' sui contenuti. Le altre fiere sono molto più aggressive di noi, noi a volte subiamo anche l'aggressività degli altri enti fieristici, quindi insomma è arrivato il momento di metterci i guantoni anche noi, di essere un po' più aggressivi, di far capire che Padova ha delle potenzialità straordinarie. Dopo la pausa andiamo a Murano perché è tempo del patrono dei vetrai. È stato protagonista il Veneto in piazza San Pietro, sia per i presepi che arrivano dal Veneto, ma anche per il gigantesco albero che arriva dall'altopiano d'Asiago, in particolare da Rozzo, che vedete appena acceso nella città del Vaticano, presentato naturalmente in grande spolvero, alla presenza anche del sindaco e di una folta delegazione che è stata in precedenza anche ricevuta dal pontefice in udienza, e quindi questo poi naturalmente avremo il nostro la nostra cronaca che vogliamo anche far vedere con calma anche domani, con un po' di dettagli in più. Ultimi preparativi intanto a Murano per i festeggiamenti di San Nicolò, che è il protettore dei vetrai. San Nicolò, santo patrono dei vetrai, è naturalmente una ricorrenza profondamente sentita a Murano. Il 6 dicembre il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, celebrerà la Santa Messa nella Basilica dei Santi Maria e Donato, prima di spostarsi nella Sala San Gerardo per il taglio del nastro della tradizionale mostra di beneficenza dei maestri vetrai. Un'occasione per l'intera comunità di sentirsi parte di un patrimonio unico, conosciuto in tutto il mondo e che affonda le sue radici nella storia dell'isola. Esistono tracce di questa ricorrenza riconducibili al XV secolo, dove ovviamente si manifestava in varie forme, ma sempre legate alla solidarietà, dove i maestri tutti insieme producevano delle opere che venivano donate in beneficenza. La storia di questa antica tradizione si sposa oggi con la contemporaneità. Il Comitato Murano e San Nicolò ha infatti introdotto un nuovo regolamento che prevede la scelta di un tema per le opere della mostra di beneficenza. Quest'anno I maestri muranesi interpretano il vetro di Carlo Scarpa. Si verrà così a creare una collezione di pezzi unici creati per l'occasione, stimolando i maestri vetrai ad esplorare nuovi territori artistici. Tramite questa celebrazione i maestri, slegandoli dalla produzione corrente di ogni giorno, chiaramente si sentono stimolati, oggi ancora di più, da un tema che gli dà delle linee guida, a progettare un oggetto che abbia un senso estetico, e quindi gli si praticamente impone di ragionare sull'estetica e anche sulla colorazione e soprattutto sulla tecnica e poi anche sulla innovazione. Grazie per averci seguito, vi auguriamo una buona serata.